Ben ritrovati a Cattoliche dintorni. Un prestigioso riconoscimento internazionale verrà assegnato a giugno al professor Croce, docente di pedagogia speciale per le ricerche connesse alla qualità della vita delle persone disabili, tema che è stato al centro di un convegno. Vediamo insieme il servizio. Professor Croce, a giugno lei riceverà un importante riconoscimento da un'agenzia internazionale per le sue ricerche nel campo della disabilità. Cos'è che sta studiando in modo particolare? Sì, in questo momento stiamo studiando diversi aspetti connessi con la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Quindi così questo premio che mi viene assegnato, che mi viene riconosciuto quest'anno, è un po' così il coronamento di un lavoro fatto con tanti colleghi della mia stessa età, ma anche molto più giovani, con i quali abbiamo lavorato intensamente nel corso degli ultimi anni per migliorare le nostre pratiche quotidiane a servizio delle persone con disabilità, delle loro famiglie e della comunità a cui appartengono. E a livello internazionale a che punto siamo? Sì, diciamo che la ricerca e le pratiche a livello internazionale si sono evolute in maniera significativa nel corso degli ultimi anni, sono stati raggiunti molti risultati per quanto riguarda l'individuazione con precisione dei bisogni delle persone con disabilità intellettive ed evolutive, e anche il nostro Paese partecipa intensamente allo sviluppo di queste nuove strategie, di nuove tecniche. Certo, il discorso non è mai finito perché non esiste un punto finale che potremmo definire il punto di soddisfazione della qualità dei nostri servizi e del nostro approccio professionale. Quindi il nostro Paese, come nel mondo, si sta dando da fare, gli scienziati, gli amministratori, i ricercatori e soprattutto gli operatori stanno lavorando molto per cercare di rendere disponibili alle persone con disabilità queste nuove scoperte e queste nuove tecniche. E la scuola come si confronta con questa realtà? Beh, la scuola è come si dice in termine tecnico, un ecosistema fondamentale, perché sappiamo che l'intervento precoce, soprattutto nelle prime fasi della vita e quindi durante i cicli scolastici, rappresentano davvero una finestra importante attraverso la quale è possibile mettere a disposizione queste scoperte e facilitare precocemente il reinserimento, come si dice, l'inclusione delle persone nella comunità a cui queste persone appunto appartengono. La scuola è un territorio privilegiato perché vi si incontrano tecnici, gli insegnanti di sostegno, gli amministratori, i dirigenti, le famiglie e gli educatori. Fra poco partirà un convegno sull'ICF a scuola. Ci vuol dire di cosa si tratta? Sì, ICF è un acronimo che sta ad indicare la classificazione internazionale del funzionamento e della salute, che è un sistema di classificazione proposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci aiuta a capire la complessità della condizione di disabilità, in cui si coglie esattamente il concetto che la condizione di disabilità non è una situazione intrinseca alla persona, ma è il derivato, è il risultato dell'interazione fra la persona e il suo ambiente. E quindi oggi mettiamo a disposizione anche di un pubblico più vasto, dopo che abbiamo scritto con il professor Patti e con un gruppo di collaboratori questo importante testo che si chiama ICF a scuola, proprio per sottolineare il fatto che è possibile avere a disposizione anche strumenti di valutazione che ci aiutano a capire bene che cosa è opportuno fare per aiutare le persone con disabilità, nel contesto particolare che è rappresentato dalla scuola. A lezione di servizio civile con il comico Omar Fantini, che ha incontrato gli aspiranti volontari nell'aula magna della Cattolica. Vediamo insieme questa intervista. ¡Buon Anselmo! Omar Fantini, cabarettista di Colorado Café, quanto il servizio civile ha influenzato la tua carriera di comico?
Allora, in realtà l'ha condizionata tanto perché uno dei miei primi personaggi era ispirato a uno dei ragazzi che c'era con me in cooperativa quando ho fatto il servizio civile. Cioè in realtà io l'ho poi maschilizzato, ma era una ragazza che c'era con me in cooperativa, e per cui l'ha condizionata non poco. È un personaggio che poi non è mai andato in TV, però ha fatto parte del mio spettacolo almeno per i primi 3 anni. Invece la tua carriera in che modo può aiutare a sensibilizzare i giovani sul servizio civile? Sicuramente i comici hanno un appeal un po' superiore magari ad altri perché hanno questa cosa dello sdrammatizzare, insomma, questa caratteristica di sdrammatizzare le cose, per cui forse è giusto quello, mettere in luce quelli che sono i lati positivi e rendendoli divertenti, insomma, del servizio civile, che per quanto riguarda me ha avuto solo lati positivi. Da cosa nasce l'ispirazione per i tuoi personaggi? Non l'ho ancora capito, sinceramente non l'ho ancora capito, perché alcune volte mi vengono delle cose che dal nulla sul palco mi esce un personaggio che non sapevo di avere lì, e altre volte invece, insomma, ovviamente a livello televisivo, per esempio i monologhi, hai l'obbligo di farne uno a settimana, per cui ci troviamo un tema e scriviamo su quello, per cui è un po' meno istintiva la cosa. Però il punto di partenza è sempre un gesto istintuale o un'intuizione che ho di solito sul palco, perché non sono molto bravo al computer a scrivere, come autore a freddo, a secco, ho troppo poco cervello, invece mi viene molto meglio sul palco. Omar Fantini, oggi la gente su che cosa ride, su cosa vuole ridere? Funziona sempre la satira sociale, cioè il parlargli di loro stessi, no? Parlare delle sfighe di ognuno di noi che tutti viviamo, ed è una strada che io ho percorso. Dall'altra parte però mi è sempre piaciuta anche la parte surreale, per cui per esempio il mio personaggio Nonno Anselmo è un personaggio, oddio, che fino a qualche tempo fa era del tutto poco credibile. Ultimamente un ultra settantenne un po' vispo e allegro che si ritrova a fare processi c'è, per cui senza fare nomi forse non ero andato così lontano. Però ecco, l'idea comunque di mischiare il surreale, le cose poco plausibili invece ai racconti di vita quotidiana, sicuramente è una bella formula. E ora spazio alla rubrica Libri in pillola di Silvia Mazzetti. E il primo libro di cui parliamo è questo, intitolato Lettera al mio bambino rapito di Sara Gazzi. L'autrice racconta la storia di Aisha Farouk, una donna libica che vive in Italia e che si è sposata con un musulmano. Peccato però che il marito da musulmano sia diventato estremista islamico e quindi l'abbia costretta ad indossare il burqa, l'ha privata di tutti i diritti civili e, cosa peggiore di tutti, non le ha permesso di vedere il suo bambino, Marco, che da 5 anni viene cresciuto a Beirut da una zia. Da quando questo fatto tragico è accaduto, Aisha ha iniziato una battaglia legale per tornare a diventare mamma, per tornare a fare la mamma. La disperazione in queste pagine scorre, affiancata però dalla speranza che prima o poi le cose brutte devono finire. Un libro scritto col cuore, perché Sara Gazzi sa che prima o poi le cose brutte finiscono. Questo è Lettera al mio bambino rapito di Sara Gazzi. E il prossimo libro di cui parliamo si intitola Sono razzista ma sto cercando di smettere. Gli autori sono Guido Barbugliani e Pietro Cheli. Pensate che nel 1933, quando Albert Einstein si trasferì in America a seguito delle persecuzioni naziste, allo sbarco negli Stati Uniti gli fu consegnato un modulo da compilare con molte domande, tra cui razza di appartenenza. Einstein rispose umana, perché in effetti anche da un punto di vista scientifico il termine razza non può applicarsi alla specie umana. Eppure, nonostante ciò, molte persone pensano che la pelle bianca sia superiore o migliore a tutti gli altri colori della pelle, o che il loro paese sia meglio degli altri, e quindi sono razzisti, e tutto ciò che è diverso diventa rivale, nemico.
In questo libro i due autori raccolgono molti racconti degli anni passati su atteggiamenti razzisti del nostro paese e danno, per così dire, una soluzione per cercare di guarire dal razzismo cosiddetto naturale. Questo è Sono razzista ma sto cercando di smettere di Pietro Occheli e Guido Barboiani. E l'ultimo libro di cui parliamo è del famoso scrittore napoletano Roberto Saviano, che dopo la trasmissione televisiva, che è stata un vero e proprio successo con più di 8 milioni di spettatori, raccoglie in questo libro dal titolo omonimo Vieni via con me 8 storie del nostro paese, storie crude, pungenti, tristi della nostra Italia. L'Italia la cui criminalità organizzata non è più confinata solo al sud ma comanda anche il nord, l'Italia con il grave problema dei rifiuti a Napoli. Accanto a queste storie tristi però si affiancano testimonianze di persone coraggiose, oneste, che hanno voluto fare qualcosa per migliorare, per cambiare il nostro paese. Un libro molto interessante che vuole spiegarci che la speranza non ci deve mai abbandonare. Questo è Vieni via con me di Roberto Saviano. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su YouCat. Grazie per essere stati con noi.